Giornata di seconde dosi di vaccino oggi per gli anziani dell'ULS 4. Al Palainvent di Jesolo quelle somministrate sono state circa 700 e grazie all'organizzazione ormai rodata tra volontari, medici, vaccinatori e infermieri, il tutto si è svolto senza intoppi e ritardi. Dottore, oggi più di 700 persone vaccinate perché è importante continuare a vaccinare e infondere fiducia nella gente. È assolutamente importante la vaccinazione, è importante perché da questa pandemia, da questa guerra, se ne esce solo col vaccino e se ne esce anche con la fiducia nella scienza. Notiamo che alcune persone vengono prevenute di fronte a determinati vaccini. L'incidenza di eventi avversi importanti è talmente minima che è più pericoloso andare in bicicletta, è più pericoloso uscire di casa per andare a prendere il pane che contrarre un evento avverso da vaccino. Un appello, quello del personale sanitario, alla fiducia nei vaccini e alla sanità in generale, un appello che arriva proprio dalle persone che per prime hanno deciso di mettersi a disposizione per il bene del paese. Lei è un'infermiera che era in pensione ma ha scelto di ritornare per dare una mano al sistema sanitario. Come ha maturato questa scelta? È il minimo che potevo fare. Ho sempre amato la mia professione, l'ho scelta e quando ho saputo che c'era bisogno, appunto, sono qua. Siamo rientrati molti e siamo supportati da altri colleghi giovani giusto per dare una mano in questa fase veramente drammatica. Quindi un appello alla vaccinazione, un appello alla fiducia nei medici. Da che mondo è mondo i vaccini hanno salvato, ci hanno salvato. Pensiamo a tutte le malattie che sono state debellate grazie al vaccino. Quindi è un'arma, è l'unica arma che abbiamo, ecco. Ci siamo tolti quasi un pensiero, però bisogna sempre fare attenzione perché anche se si è vaccinati mi hanno detto che c'è sempre il pericolo di riprendere ancora il Covid. E cosa si sentirebbe di dire a quelle persone che non vogliono fare il vaccino? Non avere nessun timore, nessuna paura. Io mi sento più tranquillo tanto per me come per altri giovani. E spero che la gente la capisce che lo fa tutti. Se è una bella roba aver fatto questo anche per gli altri, non per me stesso che sono anziano. Per fermare sto male che sei in giro. Come ha trovato l'organizzazione qui a Jesolo per la vaccinazione? Molto buona, sia la prima volta che oggi. Perfetto. Avevo l'appuntamento alle 2:30, tranquillo dentro, tutto ok. Devo ringraziare tutti quelli che lavorano, volontari. Speriamo che finisca questa pandemia perché se si va avanti siamo proprio messi male. Cosa provano gli anziani quando escono da qui? Guardi, è una cosa che emoziona perché ti ringraziano, si sentono sollevati, proprio ottimisti nell'affrontare il resto della vita.